Vorrei parlarvi dei nuraghi in termini scientifici, perché sino ad oggi in Sardegna, in Italia e nel mondo si è parlato dei nuraghi in termini non scientifici. Io non voglio entrare assolutamente nell'aspetto archeologico, no, sarebbe troppo lungo. Io sono un linguista, per meglio dire sono un glottologo e come tutti sanno sono specialista, non da oggi, ma da un quarto di secolo, sono specialista della ricerca delle etimologie su tutte le lingue mediterranee e non solo, visto che ho scritto anche il libro delle etimologie della lingua gotica. Però ecco, voglio oggi parlare esclusivamente del nuraghe per mostrare quanto sia ampio e consistente questo concetto in tutta l'Europa e ovviamente principalmente in Sardegna, perché questa parola esiste solo qui, non del tutto. Ora spiego. Nuraghe, come vedete dalla slide, è composto, per ora lo mostro, composto di due parti, poi spiegherò che in realtà sono tre le parti. Nuraghe. Nuraghe ha la stessa composizione del coronimo Norge, che significa Norvegia. Norge, lo dico subito, non significa chissà che cosa, significa semplicemente la terra dei bagliori, cioè la terra delle aurore boreali. È una parola sumerica, nur, da, vedi anche accadico, nuru, luce, poi la parola nur, ce la ritroviamo anche presso gli arabi. Norghe, questa parte ghe la ritroviamo per esempio in Grecia, nell'antica Grecia, ghe, terra, territorio. Per cui Norghe significa letteralmente la terra dei bagliori, la terra delle aurore boreali. La terra, il sito. Nuraghe, interpretiamolo per ora così, come Norghe. Ghe, sito della luce, dei bagliori, in questo caso del bagliore di Dio, perché il nuraghe rappresenta il dio sole, è esattamente il tempio che 3500 anni fa fu eretto in Sardegna in onore del dio Sole, perché anche in Sardegna, come nel resto dell'Italia e dell'Europa, si adorava il Sole come fenomenologia massima e immediata del Ka di Ra, del dio Sole. Sono parole sumeriche e semitiche, e non solo semitiche, ma anche principalmente egizie. I nuraghi, come vedete, erano altissimi. Questo, per esempio, a parte la zona sommitale che è stata diroccata, si può interpretare, partendo da questa base, che fosse alto sui 30 metri. Quest'altro tempio del dio Sole, osservate un po', dipende da dove vogliamo misurarne l'altezza. Se da queste rovine, anche qui possiamo attestarci attorno ai 30 metri. Questi sono i templi eretti per adorare il dio Sole. Furono dei templi eretti ancora prima che venisse nominata regina o comunque che si autonominasse
regina Hatshepsut. Come sapete era figlia di Tutmosi I e moglie del fratellastro Tutmosi. Hatshepsut è un nome programmatico, dall'egizio Hat, popolo, Shepsu, l'Augusto, vedi anche Shepsit, signora onorevole, più to give, dare. Pertanto Hatshepsut significò allora augusta regina che soccorre il popolo. Era un nome programmatico come quello di tutti i faraoni. E le torri di difesa esistevano anche nell'antico Egizio, erano più o meno fatte come in questa slide, come quelle del mastio angioino. Vedete che sul mastio angioino ci sono ancora queste merlature. Queste merlature le troviamo un po' anche nelle torri più antiche. Sono tipiche delle torri di difesa. Guardate un po', anche un molare, un dente molare, assomiglia a una torre di difesa. Infatti, il molare, il dente, ce lo ritroviamo nel cognome sardo Denti, dente. Apparve per primo nel Condaghe di Silchi, che è uno dei primi che fu scritto nella storia della scrittura sarda, e deriva direttamente dall'accadico dintu, torre di guardia, pertanto torre di difesa. Da qui capirete già dove voglio arrivare, che i sardi avevano già il loro nome per le torri di difesa, per cui non avevano bisogno di usare la parola nuraghe come torre di difesa. Quella interpretazione la lasciamo al professor Giovanni Lilliu. Nuracchi, questa è la parola più antica che abbiamo in Sardegna, però sappiamo che si può dire, secondo le zone linguistiche, nuracchi, nuraghe, nuragi. Significa letteralmente immenso Ra, immenso Ra, Dio del cielo. Nu, esattamente, è il Dio del cielo. Greco nous, essenza prima dell'universo, essenza indivisibile, perché l'entità unica dell'universo, non lo si vuol capire, ma io lo dico da un quarto di secolo, esisteva. Tutti a quei tempi antichissimi, arcaici, onoravamo il Dio unico dell'universo. Poi furono i preti cristiani ad aver inventato il politeismo, ma non entriamo nella questione. Ho già scritto un libro sulla materia. Pertanto, nu ce l'abbiamo identico al greco nous. Poi abbiamo la particella ra, che è esattamente il sole, chi, che sempre in egizio significa colui che viene esaltato, cioè Dio per eccellenza. Questo è il significato di nuraki, nuraghe. Nuracchi, nuragi, nuraghe, vedete in questa slide, può avere anche significato diverso rispetto a quello egizio. Man mano che le lingue iniziarono ad ampliarsi dal delta e ad attestarsi, in questo caso in Mesopotamia, ce l'abbiamo nel babilonese Nuhar, che significa tempio alto, cioè lo zikkurat, per intenderci.
In sumero abbiamo la tripartizione, perché anche il sumerico, come sappiamo, è una lingua monosillabica. In sumerico abbiamo ugualmente nu, ra, chi, tre particelle, da cui nu, creatore, ra, fulgido, splendente, chi, luogo. Vediamo anche il gu in sumerico, che significa edificio, che noi traduciamo appunto con lo sardo ghe, che significa luogo, terra, come in greco, ges, terra, luogo. Nuraji, Nuracchi, pertanto almeno dal punto di vista sumerico o accadico significò il luogo, la chiesa, sottinteso del fulgido creatore dell'universo. E qui per dimostrarvi che i nuraghi erano tutti eretti per onorare il dio Sole, cioè il dio Sole in quanto epifania del dio sommo e unico dell'universo. Posso portare un sacco di esempi, ma prendiamone pochi per non stare qui a cincischiare, insomma, no? E andiamo direttamente al nuraghe arrubiu di Orroli, tanto per non sbagliare e per mettere le cose in chiaro, perché il nuraghe arrubiu, dai soliti saputoni, viene tradotto come il nuraghe rosso, perché ci sono i licheni rossi, a parte il fatto che non sono rossi ma arancione, e sono licheni tipici dei basalti, perché sui basalti precipuamente crescono i licheni arancione. Ci sono migliaia di nuraghi in Sardegna di basalto, tutti con i licheni arancione, però non vengono chiamate nuraghe arrubiu, no? Invece quello lì, che è uno dei più grandi della Sardegna, uno dei più imponenti, o almeno lo era quando era intero, doveva anch'esso essere alto sui 30 metri. Una cosa impressionante perché ha un sacco di torri laterali, era chiaramente un nuraghe che però aveva anche la sede del re o del principe locale. Infatti i nuraghi più grandi della Sardegna, come quello per esempio di Torralba, ci arriveremo dopo, erano costruiti proprio come una reggia, e così come succedeva per le regge mesopotamiche, per esempio, quelle sumeriche per intenderci, molto spesso la reggia era incorporata nel tempio, o per meglio dire il tempio nella reggia. Per cui è chiaro che quello era un tempio reggia, quello di Arrubiu, che dicono appunto deriva dal rosso dei licheni, mentre invece io vi conduco pian piano al suo vero significato, parlando intanto di Sagenti Arrubia, che in Sardegna significa fenicotteri, perché come aprono le ali, all'interno c'è quel rosso favoloso che li rende degli uccelli, a parte per la grandezza, per l'eleganza, li rende degli uccelli incredibilmente belli. Ebbene, i fenicotteri già in epoca sumerica erano chiamati enti rubu, cioè uccello reale. Ecco da dove viene questa corruzione genti arrubia in Sardegna. È una parola sumerico-accadica. Vi ho già detto molto, però dobbiamo fare una piccola parentesi veloce per farvi capire come i miei predecessori hanno tradotto la parola nuraghe. Cominciamo dal Madao nel 1792, lo riconduce al personaggio Norace, citato da certe fonti greche, non sto ad allungare il discorso. La
nel 1834 derivò questa parola da Nur-Hag. Vedete in questa slide che ci sono alcune parole Hag, specialmente ripetute presso vari autori, che non esistono. Dove ci ho messo l'asterisco vuol dire che è una parola inventata. Nur invece sappiamo che ancora oggi presso gli arabi significa luce, perciò in semitico Nur, Nuru significa luce, certo. Harry interpretò Nur Hag come fuoco fervente, perciò questo Hag significava fervente secondo lui, ma è un'invenzione. E lo riconduce, chissà come, all'ebraico festa del vitello d'oro. Ci fu dopo di lui il La Marmora, Alberto della Marmora, che tradusse ugualmente Nur-Hag con lo stesso significato, sbagliando anche lui, con tutta la buona volontà. Lui sbagliò anche perché non era un linguista, e così anche lo Spano, tutto sommato lo Spano non era un linguista, anche se ha tentato disperatamente in tutti i modi di accreditarsi come linguista. Infatti scrisse anche il dizionario del dialetto sardo-logudorese. Lo Spano ugualmente traduce Nur-Hag, ma in questo caso questo Hag lo traduce come fuoco grande, sbagliando anche lui, perché questo Hag è inesistente nelle lingue semitiche. Il Malsan nel 1869, come vedete ci stiamo avvicinando ad oggi, dà l'identica interpretazione. Altre ipotesi di Nuraghe. Flecchia era un linguista. Nel 1872 dice non c'è bisogno di tradurlo con parole straniere accattate addirittura presso i semiti. Nuraghe è una corruzione di muro, di muraccia, e pertanto è una formazione sarda muraghe che significa muro, muraccia, come dire mucchio di pietre sopraelevate in questo caso. Lo dice lui naturalmente perché in Sardegna non esiste in nessuna parte della Sardegna un muraghe come mucchio di pietre, non esiste. Anche questa pertanto, con buona pace del Flecchia, è una parola inventata. Ettore Pais fu più accorto, lui era un archeologo. Nel 1910 dice no, Nuraghe deriva da Nurra, che è parola sarda, che significa mucchio di pietre e anche cavità infernale, insomma, in due parole. Questo lo disse il Pais, ci arriviamo dopo. Il Petazzoni subito dopo disse no, Nuraghe deriva da Norax, è un eroe di quei tempi, inventato ovviamente dai greci, e significa, Nuraghe non è altro che Norax, e cioè un antroponimo. Bacchisio Raimondo Mozzo nel 1926, pertanto subito dopo, replica la stessa interpretazione del Petazzoni. Poi nel 1934, 8 anni dopo, subentra l'archeologo Antonio Taramelli, era molto in gamba indubbiamente come archeologo per i suoi tempi, e si attestò sulla traduzione fatta dall'archeologo che l'aveva preceduto, di Ettore Pais, cioè Nurra come mucchio di pietre. Subentrò dopo un po', 10 anni dopo, il Metz dicendo no, il Nuraghe deriva direttamente da Nora, significa Nora, Nura, no, luce.
perché secondo l'interpretazione del Metz, Nora significa luce. Nora, per intenderci, è il nome di quella città fenicio-punica e poi romanizzata che si trova presso Pula, ad ovest di Cagliari. Il Bertoldi, 3 anni dopo, disse la stessa cosa, che nuraghe derivava da Nora. Il Lilliu, qualche decennio dopo, nel 1962, disse la stessa cosa, Nurra, mucchio di pietre, è parola sarda. Beh, ne parlerò in ultimo. Sto per finire nell'elencare coloro che hanno interpretato, sbagliando, la parola nuraghe. Il Lillio appunto dice Nurra, deriva da Nurra, sardo Nurra, mucchio di pietre. Delcor, pardon, nel 66, 2 anni dopo, disse no, nuraghe deriva da Nogar, quell'eroe di cui parlano i greci, eccetera. Il Dupont-Sommer nel 74, 8 anni dopo, dice che è indifferente che derivi da Nogar o Nora. Ma vabbè. Pittau era un linguista originale, a modo suo, insomma. Nel 77 dice che nuraghe è una parola sarda, un po' come dice Lilliu e tutti gli altri che lo derivano da Nurra, mucchio di pietre. Nuraghe deriva da murache, l'abbiamo già visto, muraghe, parola inesistente. Beh, chissà perché Massimo Pittau la reinventò senza che esistesse questa parola. Dice muraghe come edificio murario. Il Chiera nel 78, un anno dopo, si è schierato dicendo no, nuraghe deriva da nor, che significa mucchio. Un'altra invenzione, perché nor come mucchio nelle lingue semitiche non esiste nel modo più assoluto e ovviamente neanche nella lingua sumerica. In ultimo abbiamo l'archeologo Giovanni Ugas, l'unico vivente tra i moltissimi, ho citato solo alcuni perché ci sono moltissimi altri, compresi molti eccellentissimi professori universitari ancora viventi come Giovanni Ugas, che interpretano Nurra, cioè nuraghe da Nurra, mucchio di pietre. Allora, riepiloghiamo. Abbiamo Norax, che è una traduzione che si coglie in Pausania, in Sallustio, in Solino, e viene così interpretato il nuraghe dal Madao, dal Petazzoni, dal Mozzo. Poi abbiamo Nurhag, parola inventata, fuoco fervente, interpretata così dal Arri e la Marmora. Ancora Nurhag, fuoco grande, però interpretata così dallo Spano e dal Malzan. Abbiamo l'interpretazione di muro, muraccia da parte del Flecchia, del Pittau. Abbiamo l'interpretazione Nurra, cioè mucchio di pietre, nel Pais, Taramelli, Lilliu, Ugas, a parte molti altri come il professor Casti, come il professor Giulio Paulis, eccetera. Tutti viventi. Poi abbiamo l'interpretazione Nora, Metz, Bartoldi, Nogar o Nora, Dupont-Sommer
e poi Nor mucchio chiera, parola sbagliatissima. Fermiamoci un attimo, ma solo un attimo, su Nora, che è l'attuale parola per l'attuale nome della città fenicio-punica che è stata dissotterrata dagli archeologi ad ovest di Cagliari. Fu chiamata Nora dai Romani. In realtà nella stele di Nora, che ho tradotto già un quarto di secolo fa, non c'è scritto Nora, ma N-G-R, Ngr, che noi possiamo tradurre come Nogora o Nugoro. Comunque andiamo oltre perché non voglio soffermarmi sulla traduzione del vero nome dell'antica Nora. Torniamo all'interpretazione che ho dato all'inizio, che cioè i nuraghi sono nient'altro che templi, altari al dio Sole, in quanto epifania dell'unico Signore e Creatore dell'universo. L'Epifania massima ce l'abbiamo proprio nel Sole, che gli egizi chiamavano Ra. E però il dio Ra, il dio unico dell'universo, aveva, come sappiamo, una messe molto grande di epiteti. Poteva essere chiamato in vari modi. Per dirvene una, solamente gli ebrei avevano 77 nomi del loro Dio, Yahweh, ma non solo, 77 nomi. Per cui anche in Sardegna noi abbiamo vari nomi del Dio unico, o, state attenti, o della sua paredra, quella che oggi chiamiamo Madonna, la parte femminile che siede sempre accanto al Dio unico. E ce li abbiamo entrambi, ce li abbiamo il maschio e la femmina sommi dei unici, ce li abbiamo nella piana di Torralba, dove ci sono i due nuraghi più belli della Sardegna. Il nuraghe Oes deriva dall'egizio Ua, che fu il primo degli dei, un titolo di Ra, ossia, tradotto in inglese, The One, l'unico. Questo OS significa unico. Togliamo la S, che è un vezzo tipico dei sardi metterla, no? Rimane OE. La O è una traduzione dell'antica U, prima la O. In Sardegna non esisteva, esisteva la U, perciò UE, tra UE e UA, vedete cosa c'è, una lievissima apofonia. Oes significa il primo degli dei. E accanto abbiamo Sant'Antine, il nuraghe di Sant'Antine, che è il più bello della Sardegna, un nuraghe favoloso, andate a visitarlo chi non l'abbia conosciuto. È un nuraghe veramente favoloso, neanche a paragone con quello di Barumini. Sant'Antine dal sumerico Sha'antu Inin, Antu, la paredra del Dio unico, del Dio Anu, Antu, signora dell'aurora, significa letteralmente. Anche Anu era uno dei tanti appellativi del Dio Ra. Anu, il Dio Sole. Antu, la paredra del Dio Sole. Antu, signora dell'aurora, che oggi lo traduciamo come Santo Antine, perché così vollero i preti bizantini, tanto per cancellare oltre
un millennio fa per cancellare i residui della religione antica dei Sardi. Abbiamo un altro nuraghe che ci riporta al concetto del Dio unico come o della sua paredra, che è questo appunto che voglio dire. Ci sono in Sardegna parecchie centinaia di nuraghi che ancora mantengono il nome originario, basta saperlo tradurre e interpretare. Per esempio il nuraghe Santa Barbara, lasciamo Santu, Sahantu, l'abbiamo già visto, no? Barbara è una parola egizia, cioè i bizantini poi inventarono Santa Barbara, colei che fu incarcerata dal padre, che era evidentemente benestante, in una torre, lasciata morire di fame perché lei era cristiana, lui no, insomma le solite fesserie volute dai preti bizantini per stravolgere tutto l'universo della antica religione dei Sardi. Barbar, anticamente questo era il nome, Barbar, che significa orgoglio del dio Baal. Baar, così veniva pronunziato in egizio, era il dio Baal. In altri posti, in molte parti, anche in Sardegna, veniva chiamato Baal, poi lo vedremo. Però in certe parti, anche in Sardegna, abbiamo ancora la parola Barbara, oppure al maschile, ma qui non entra la questione e non la voglio citare. Barbara deriva dall'egizio che significa creatore del cielo, più bar, pride, orgoglio. Bar, per intenderci, è quella parola sarda che ancora esiste, barra, per intendere l'orgoglio proprio da imbecilli, perché indica proprio la volontà di mostrare supremazia, invincibilità, la barra. Orgoglio in antico egizio, bar, orgoglio di Baal. Invece la parola Baal ce l'abbiamo in decine e decine di luoghi. Intanto Bar ce l'abbiamo ancora nel villaggio di Bari, Bari sardo, anche in continente, ben inteso. Bari non era altro che una città, un antichissimo villaggio intestato al dio Baal, perché anche in Italia la cosa, le religioni non cambiarono mai. Prima dell'avvento dei preti cristiani che stravolsero tutto. Comunque, la pronunzia Baal, ce l'abbiamo in Balu, in Sardegna, ce l'abbiamo in un sacco di posti, Balu Irde, Balu Irdu. E Balu Irdu significa letteralmente Baal, colonna del cielo. Moltissimi templi, piccoli templi extramuros, venivano intestati al dio Baal. Torna a dire, ne abbiamo a decine in Sardegna. Poi questa parola Baluirdu, che diede anche il cognome Irdu, Irde, che significa colonna del cielo, che poi venne tradotta maldestramente nell'italiano Verdi, il grande compositore musicale. Verdi significa, è una corruzione, deriva dal sardo Irdu, che significa colonna del cielo, riferito al Dio unico dell'universo, a Baal. Comunque Baal ce l'abbiamo anche in moltissimi nomi semitici sui quali non mi voglio fermare, ma basta citare il famoso nome di Annibale,
che significa letteralmente Baal, concessore di grazie. E questo Baluirdu volevo dire che appunto divenne in Sardegna niente po' di meno che la Madonna di Valverde, la Valle Verde. Vedete come si corrompono le parole, col passare dei decenni, dei secoli, però la corruzione iniziale fu fatta dai preti bizantini, già oltre 1000 anni fa. Balu Irdu fu tradotto pian piano in Val Verde, la Valle Verde, la Madonna di Valle Verde, per cui guardate un po', Barbara che era la moglie, la compagna del dio Baal, fu tradotta come Valle Verde, Val Verde. È incredibile. Tutte le corruzioni che sono intervenute dall'Alto Medioevo in poi sono corruzioni molto belle, se vogliamo, però che hanno distrutto l'intera cultura sarda. Un altro, sempre per citarne fra i tanti, un altro nuraghe, sempre riferito al dio Sommo o alla sua paredra, in questo caso alla paredra, è il nuraghe Lugerras di Paoli Lattino, dal sumerico lug, luogo, insomma, per intenderci, da cui l'italiano locare, insediare. Lugal, infatti, in sumerico era il re, Lugal, il re del loco, del luogo. In Lugerras abbiamo Lug Eresh in sumerico, che significa la regina del luogo, direttamente. La ritroviamo questa Eresh nel greco Era, che era la regina degli dei, come sappiamo. Pertanto noi possiamo tradurre questo Eresh come Signora Madonna. Abbiamo tantissimi nuraghi chiamati Domo e Sorku, che letteralmente in sardo significa la casa dell'orco, e qui veniamo a un'altra delle invenzioni dei preti bizantini, che Urku, che era la dea luna, degli Accadi per intenderci, lo tennero così, con quella formula Urku, Orku, però per loro non significò più dea luna, ma l'orco, l'orca, marito e moglie, quelli che aduncano i bambini, li afferrano e se li mangiano. Figuriamo lo stravolgimento culturale che hanno creato i preti bizantini. Un altro nuraghe invece che i preti bizantini non ebbero il potere di corrompere fu su Nuragi e Deu nella Giara di Gesturi. Il nuraghe di Dio, cioè intestato al Dio dell'universo. E ce l'abbiamo praticamente identico a Suni, il nuraghe Nuradeo, anche quello favoloso, di una rara bellezza. Nuradeo, cioè il nuraghe di Dio, mai corrotto. I preti bizantini evidentemente o non ci arrivarono lì, oppure insomma, non ebbero il coraggio, il potere di stravolgere le cose. E insomma gli abitanti mantennero tenacemente la loro pronunzia e la loro interpretazione. Abbiamo un altro nuraghe, il noriolo di Dorgali, che deriva direttamente dall'accadico nuru, luce, ma è anche aggettivo, brillante, splendido, più ul, firmamento. Pertanto noriolo, nuriolo, significò in origine luce del firmamento. È chiaro che per quei tempi si riferiva sempre al dio Sole, che veniva considerato il dio
del firmamento, l'epifania del Dio del firmamento in quanto Dio unico. Barumini, ecco, è un altro nome intestato, questo è un nome di villaggio, il villaggio che tutti conoscete per esserci il famosissimo nuraghe scavato dal professor Giovanni Lilliu, il nuraghe di Barumini. Barumini deriva direttamente dall'egizio Baur più Meni, che era una forma di Osiride. Cioè questa forma di Osiride, sapete chi era Osiride, non era altro che il dio Min, il dio della generazione, da cui il sardo Minca, che significa letteralmente la sostanza spirituale del dio Min, Minca. Barumini significa questo, Baal, dio della generazione. Questo è il dio Min. Un altro nome, se vogliamo, sempre richiamando il dio Sole, il dio unico, riferito, come dicevo poc'anzi, al dio della fecondità, Min, ce l'abbiamo presso Porto Torres, il nuraghe Mincharedda, che letteralmente significherebbe piccolo pene. In realtà è chiamato così perché il nuraghe è piccolo, ma è sempre intestato al dio Min, il dio della fecondità, che come dicevo era una delle epifanie del dio Sole. Abbiamo un altro nuraghe esplicitamente intestato al pene, che è il nuraghe Isara, attacco Isara, anche questo un nuraghe favoloso, di bellezza incredibile, che deriva direttamente dal babilonese Isharum, penis, il nuraghe Isara. Abbiamo anche il nuraghe Sugatto in varie zone della Sardegna, anche vicino a Sinaai, a circa 800 metri d'altezza. Gattu deriva dall'accadico gattu, cattu, cioè forma sacra, effigie materiale di un dio, statua della divinità. E ancora una volta torniamo al sardo, Katsu, statua della divinità. Guardate un po' cosa significa il membro maschile in Sardegna, che poi arrivò anche in Italia e un po' è diventata un po' parola italiana. Significa questo. Nuraghe Sugattu è intestato al dio della fecondità. Il nuraghe Nuragatta a Putto Maiore, a Pozzo Maggiore, ha lo stesso significato. Accadico gattu, cattu, forma sacra, effigie materiale di Dio, statua della divinità. Nura, nuru, nur, l'abbiamo già visto, significa luce, fulgore, per cui bagliore, eccetera. Per cui nuraghe, nuragatta significa letteralmente folgorante tempio di Ra, Dio onnipotente. Abbiamo sempre a Putomaiore il nuraghe Cae. Questo A è tipico dei sardi, è una formazione sarda che si può anche eliminare quando è in finale, Ka, e rimane Ka, dall'egizio Ka, potenza generatrice, per cui il nuraghe Cae è intestato al dio dell'universo in quanto potenza generatrice. E poi abbiamo il nuraghe Tomaso. Tomaso deriva dal sumerico tum, portare, più mash, essere puro ritualmente. Tummash, trasportare ritualmente, insomma è colui che trasporta ritualmente le palline di feci.
è lo scarabeo stercorario, chiamato anche scarabeo sacro. Questo significa Tummash, da cui il nome ebraico Tummash, Tommaso, che in origine significò scarabeo sacro, cioè colui che trasporta sul suo carro il dio Ra dall'alba al tramonto. Questo significa Tommaso. Abbiamo anche il nuraghe e Nurdole ad Orani, sempre da accadico Nuru, luce, splendore del sole, di Dio, più Dulu, secchiello, e in questo caso sembrerebbe del tutto ovvio che lì, in questo nuraga, c'era un pozzo, un secchiello in questo caso, da cui si estraeva l'acqua sacra per i battesimi. Non parlo di questo aspetto perché ne ho parlato del mio libro sulla religione pre-cristiana in Sardegna. Pertanto, secchiello della luce, secchiello del Dio dell'universo, Nordole significa. Poi abbiamo il nuraghe Giorzi, a Putomaiore ancora. Giorzi è una, come dire, ce l'abbiamo anche in Italia, Giorzi, eccetera, che significa Giorgio, tradotto all'italiana, però in realtà questo Giorgio, San Giorgio, eccetera, è un'invenzione bizantina, prima non esisteva. Questo Giorzi non è che una corruzione arcaica di Giogli, Gioele in ebraico, Gioeli, cioè letteralmente Yaku Eli, che significa letteralmente Gioele, significa Yaku, cioè Yahweh è lo stesso Dio Eli, lo stesso Dio Sole, cioè un nome nato quando gli ebrei tentarono di unificare le figure supreme della loro religione, sia pure che in quel tempo erano espresse in modo differente, unificarle per dargli un significato unico. Gioele, Ioeli, pronuncia Joel, da cui il sardo Giogli e l'italiano Giorzi, anche Giorzi in italiano. Diciamo che abbiamo finito, no? Questa è la mia traduzione del nuraghe. Insisto nel dire che il nuraghe non è altro che l'altare, la chiesa del Dio Sole, e che tutto il resto sono frottole già create in primis dai preti bizantini oltre un secolo fa, ma che non sono state svelate dagli studi seriori, quelli prodotti dalle università sarde o italiane. Si è sempre voluto dar retta alle pronunce e ai significati antichi, significati che, ben inteso, siccome erano intervenuti i bizantini a stravolgere tutto, anche i significati antichi non furono più quelli già da un millennio fa. Erano significati tutti corrotti e da lì furono trasportati nelle università e perpetuati fino ad oggi come una caterva di menzogne. Arrivederci.